Si terrà con tutta probabilità ad ottobre il referendum confermativo per la riforma del Senato, mentre il governo ha già fatto sapere che non sarà la stessa data per il referendum richiesto dal Veneto per l'autonomia, un'indicazione da 14 milioni di euro di differenza in spesa, che molti traducono in un segno di debolezza da Roma. Non così per l'onorevole trevigiana Simonetta Rubinato. Non è un problema, secondo me. Il referendum costituzionale è un referendum che riguarda tutti gli italiani e che potrebbe anche dividere gli stessi veneti tra i fautori del sì e i sostenitori del no. Invece il referendum per l'autonomia del Veneto deve essere un referendum che unisce i veneti, e quindi io conto sul fatto che, anche se fosse fatto a una data specifica e diversa, potrebbe aiutare a far avere a questo referendum, quello sull'autonomia, il risultato più grande possibile di consenso e di partecipazione, che sarebbe fondamentale per poi trattare con il governo nazionale. E se era scontato che Roma avrebbe detto sì al referendum di Venezia, lo sono meno i risultati rispetto alla trattativa con lo Stato. A sottolinearlo chi, con un emendamento a Roma, di fatto ha aperto questa possibilità e che ora incalza il presidente Zaia. Il referendum si fa, io da tempo incalzo il presidente della nostra regione finalmente a celebrarlo, a dare la parola ai veneti sull'autonomia. Mi pare un segnale importante invece la lettera che è arrivata dal ministro Costa, che dice a Zaia: siamo qua, apriamo il tavolo del negoziato sull'articolo 116 terzo comma per discutere di materie da attribuire alla Regione Veneto e anche di risorse. Perché al di là del risultato scontato, l'autonomia poi si vedrà tra competenze regionali e relativa partita economica. Ecco, credo sia il momento per il nostro presidente, per il presidente Zaia, di non perdere neanche un minuto, di sedersi a quel tavolo e di dimostrare la sua capacità negoziale per portare a casa finalmente dei risultati concreti per i veneti e le venete.